problema di mentalità, che poi non seguono le regole. Nella vita si può credere a tante cose, ma in molti credono in quello che fanno solamente perché hanno sempre fatto così. Ma i più intelligenti invece si informano, sempre meglio di coloro che pensano di essere un so tutto io. Fabrizio, dove hai messo il decespugliatore? È lì dentro il furgone. E lì tu cosa stai facendo? Stai pensando di essere al mare? Mi metto solo un po' di crema. Si mette solo un po' di crema. Una battuta molto divertente per chi si diverte con poco. Ma mentre Max prende in giro il povero Fabrizio, venite qua vicino. Notate questo neo? Questo neo sembra sospetto. Potrebbe essere un melanoma, nonché un tumore della pelle. Quelli come Max, che lavorano per ore sotto il sole senza proteggersi con vestiti o creme solari, rischiano di lasciarci la pelle. Max, guarda il belloccio, si sta preparando per la sfilata. Mi proteggo gli occhi. Stefano non indossa mai gli occhiali quando lavora sotto il sole. Non utilizzare degli occhiali con protezione UV può causare dei seri danni alla vista. Basta pensare alla cataratta. Ma vediamo come Stefano vedrà il mondo se continuerà a fare sempre così. Esporsi ai raggi UV per brevi periodi di tempo può sembrare insignificante, ma per uno come lui il discorso è diverso. Comparsa di macchie nere, lampi di luce, improvvisa perdita della vista. E no, questi non sono effetti speciali. Ehi, scarsa fatica, smettila di bere che stiamo lavorando qua. Dai su, smettila che ti viene la ruggine al cervello, dai. E adesso vediamo cosa sta per succedere a Gaetano. Lui si sente un figo perché è capace di non bere un goccio d'acqua per tutto il giorno. Ma vediamo quali sono le vere conseguenze di questo suo comportamento. Gaetano è svenuto. Gaetano. Tutti questi uomini hanno sempre fatto così. C'è chi però tra poco non potrà più farlo. In genere, post mortem non si possono fare molte cose, ma chi siamo noi per giudicare?